buco. Ok, adesso cominciamo ad andare adagio che stiamo entrando da 1,20, troppo svelti. Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. L'errore di Bumpit of West. Parte Numero veloce con 5, l'1 Brigitte Rock, Bumpit of West, cavalcato squalificato. da Bacco Baciò. Poi vediamo all'esterno Blue Sky Pax. Poi Bentley partito bene dalla seconda fila, 200 metri Numero in 15 4, Brivio d'Elite, Primo passaggio squalificato. davanti alle tribune con Brigitte Rock che va a chiedere strada e ottenerla da Bacco Baciò. Poi Blue Sky Pax all'esterno di Bentley che cerca posto alla corda ma serra sotto Vincenzo Piscoglio, rimane lui terzo. Poi Barnaba Baba a precedere Blasco Real. Tanto arriviamo ai 600 metri passati dalla figlia di Nadal Shiba in 45-2. Si è adeguato all'esterno Alessandro Gocciadoro con Blue Sky Pax, seconda la corda Bacco Baciò a precedere Bentley, di fuori poi vediamo Barnaba Baba. Prende la via del largo anche il penalizzato Blasco Real. Giro in 1 minuto e 2 decimi. Cavalli sulla curva, si formano praticamente 3 pariglie con in vantaggio Brigitte Rock affiancata da Blue Sky Pax. Curva passata in 15,3, primo chilometro in 1,15,5 che non è male, tenuto conto anche della partenza da fermo. Quindi in vantaggio sempre l'allievo di Enrico Bellei con in sulchi Pietro Gubellini, di fianco Blue Sky Pax, poi la pariglia Bacco Baciò e Barnaba Baba e quella di Bentley affiancato da Blasco Real, 14,6 qui davanti alle tribune. Prosegue di buona lena Pietro Gubellini con la figlia di Nadal Shiba, Blue Sky Pax cerca di avvicinarla, stenta un po' Bacco Baciò. Curva passata in 14,4, retta di là, avanza al largo, Barnaba Baba, viene molto cattivo il figlio di Marajà e va a affiancare il battistrada, Barnaba Baba con Andrea Farolfi, sembra sul punto addirittura di poter passare 400 metri dalla conclusione, retta di là passata in 14,8, mezzo cavallo davanti ma cerca di reagire con l'aiuto della curva, Brigitte Rock, si avvantaggiano i primi 3, dietro c'è anche Blue Sky Pax che attende la retta d'arrivo. Ultima curva è passata ancora in 14,8, retta d'arrivo, Brigitte Rock attaccata da Barnaba Baba, Barnaba Baba sembra sul punto di... Numero ma si getta 3, di galoppo Bacco, mentre era passato ed è quindi Blue Sky Numero Pax 7, che viene Barnaba a vincere Baba, su Brigitte Rock al terzo Bentley, colpo di scena in retta d'arrivo, Barnaba Baba sembrava sul punto di prevalere ma si è gettato di galoppo e quindi Blue Sky Pax regala il triplo a Alessandro Gocciadoro, venendo a vincere a centropista davanti a Brigitte Rock e a Bentley. Rivediamo l'errore del figlio di Marajà quando aveva già messo mezzo cavallo davanti. Si arrende di galoppo in retta d'arrivo l'allievo di Otello Zorzetto. E quindi Blue Sky Pax, il muscle massive di Alessandro Gocciadoro che viene a vincere davanti a Brigitte Rock, mentre ci è sembrato per il terzo esattamente Bentley.